queste settimane stiamo viaggiando tanto a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana, ma stiamo imparando che il viaggio non è assolutamente l'unico aspetto di un'esperienza che abbraccia i suoi viaggiatori, li lascia cullare dalle onde, ma, e lo abbiamo visto a Palermo, li porta anche a conoscere colori e sapori. Le culture che si incontrano e spesso riconoscono sono la conduttrice della nostra navigazione. Un momento magico perché, e anche questo stiamo vedendo, i viaggiatori diventano anche pubblico durante le esibizioni dei nostri artisti, ma un pubblico diverso, perché qui, su questa nave, questi artisti divengono amici. Con loro si scherza nei momenti di convivialità, si vivono avventure e da allora anche i concerti assumono contorni inediti. Abbiamo deciso che in queste ore in cui la nostra nave sta raggiungendo un nuovo porto e a breve vi sveleremo dove attraccheremo, vogliamo quindi conoscere più da vicino i nostri cantanti. Continuo e ribadisco che l'idea di Francesco Spinosa è geniale proprio per questo, perché mette in contatto anche artisti che di solito non sono magari di generazioni diverse oppure di contesti diversi. Per esempio io sono innamorato di Procopio, anche se lo stimavo già tantissimo, ma è stato meraviglioso vederlo in azione, ma lo stesso discorso vale per Amedeo Colella, che tanti pensano siamo parenti eccetera eccetera, ma noi ci siamo conosciuti grazie a questa esperienza e abbiamo legato tantissimo anche grazie a questo, perché passare del tempo insieme è un'opportunità ma anche un'esperienza estremamente rara, quindi secondo me è questo forse l'ingrediente più magico di questa crociera, di questa esperienza. In tanti anni la crociera della musica, arte e cultura napoletana ha conosciuto molti viaggiatori e tanti ancora oggi la scelgono con l'entusiasmo dei primi giorni. Sono proprio degli affezionati che vengono da molti anni e devo dire che è stato bello rincontrarli, anche perché insomma amano veramente la canzone napoletana. E quindi me ne accorgo dalle domande, dalle richieste che mi fanno, quindi molto bello portare in giro per il mondo la canzone napoletana. La tradizione della canzone napoletana solca i mari e fa da colonna sonora alle giornate a bordo, ma nella crociera della Scoop Travel tradizione diviene anche veder riaffiorare momenti di qualche anno fa. Hai detto che hai trovato una foto di qualche anno fa che ti ricorda, che vi ha ricordato la vostra presenza qui alla crociera, quindi un'emozione che si rinnova. Sì, come sai, no? Facebook ogni tanto ti manda dei ricordi, ti ricorda delle cose e proprio in questi giorni mi è arrivato il ricordo di 12-13 anni fa qui, alla crociera della musica napoletana. Quindi puoi immaginare innanzitutto l'emozione, poi ti rendi anche conto, te lo ricordi proprio che sono passati così tanti anni, perché alle mie spalle c'era anche la piccola Spinosa, che era proprio piccolina, quindi è stato bello, è stato bello. Crociera della musica, quella di Monica Sarnelli o Roberto Colella. Arte, quella della comicità di Francesco Procopio. E cultura, quella di Amedeo Colella, che stiamo per rincontrare, ma anche del Parco Archeologico di Ercolano che quest'anno, e ve lo racconteremo, ci sta accompagnando nel nostro itinerario. Noi ringraziamo appunto la Regione Campania che ci ha dato questa opportunità di avere, perché si sposa bene con la nostra iniziativa, perché noi, ecco, la crociera della musica, arte e cultura napoletana può sembrare un evento così solamente ludico, ma in realtà le persone quando scendono, tutte quando scendono contente perché hanno appreso delle cose, e quindi tra le cose che apprendono quest'anno gli presentiamo il Parco Archeologico di Ercolano, che è un parco meraviglioso secondo me, che va conosciuto ancora meglio soprattutto dai campani, ma soprattutto dal pubblico nazionale e internazionale che è presente a bordo.